Nel dicembre scorso era stata proprio ad Agrigento per meglio sentire le forze dell'ordine in merito alla questione Girgenti Acque e alla relativa interdittiva prefettizia. Parliamo della Commissione regionale antimafia di cui è presidente il deputato Claudio Fava. In quella occasione Fava dichiarò: quello del sistema di potere trasversale che si era costruito attorno a Girgenti Acque è un tema che intendiamo approfondire ben oltre questa giornata. Per questo, dall'inizio del prossimo anno, terremo alcune audizioni mirate. Ed è proprio così. Mercoledì 20 febbraio prossimo, infatti, inizieranno le audizioni in antimafia sulle vicende che riguardano la società. A presentarsi a Palermo saranno i due commissari prefettizi nominati per gestire Girgenti Acque, ovvero Gervasio Venuti e Giuseppe Massimo Dell'Aira. Su Girgenti Acque il nostro lavoro non è ancora finito, aveva assicurato Claudio Fava. È probabile che la commissione antimafia vorrà sapere dai due commissari lo stato di salute della società, conoscere quanto finora fatto e quali siano le prospettive verso un risanamento non solo economico della stessa. Il lavoro della Commissione regionale antimafia, aveva spiegato Fava, non si sovrappone a quello della magistratura, ma vuole accertare eventuali responsabilità politiche. Durante la visita agrigentina si era infatti soffermato a lungo sui mancati controlli da parte di ATI e Libero Consorzio nei confronti dell'ente gestore del servizio idrico integrato, mancanze che secondo il presidente della commissione potrebbero essere forse legate a questioni di assunzioni.